Il territorio e la sua salvaguardia. Ha presentato a Mogliano Veneto nel Trevigiano il protocollo d'intesa tra Unione Veneta Bonifiche e associazioni regionali dei consumatori. È il primo esempio in Italia. Le recenti alluvioni sono lì a ricordare la necessità di interventi a tutela dell'ambiente ed è proprio con queste finalità che erano sorti i consorzi di bonifica, le cui attività spesso non vengono percepite nelle aree urbane. Lo ha ammesso Giuseppe Romano, che dell'Unione Veneta Bonifiche è presidente. Per molti si tratta solo di un balzello, una delle tante tasse da pagare, non si sa bene il perché. Ed invece si vuole ora invertire questa percezione e far sì che la gente sappia cosa i consorzi possono e debbono fare, considerando che le competenze consortili riguardano il 90% della popolazione regionale. Maggior trasparenza dunque, per questo stamattina la firma di un protocollo d'intesa che coinvolge tutte le associazioni dei consumatori, il primo esempio in Italia, un esempio che si vuole estendere. Assolutamente sì, partiamo dal Veneto con un percorso che mette al centro la trasparenza e l'informazione nel rapporto tra il cittadino, il consorzio di bonifica e quindi tra il nostro consorziato, il nostro utente, le nostre attività. In un momento in cui ce n'è particolarmente bisogno, stante la particolare fragilità del territorio e i cambiamenti climatici che continuamente impongono, determinando delle condizioni e delle situazioni di stress particolari. Prossima tappa in Trentino Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia.